Il tema del passaporto vaccinale non è bellissimo. Se semplicemente si dicesse che si può viaggiare, chi ha fatto il vaccino, chi ha già contratto il virus in passato e quindi tra virgolette c'ha già gli anticorpi, oppure chi si è fatto un tampone nelle 48 ore precedenti, sarebbe sufficiente. Il nodo è sulla comunicazione e le parole per una campagna di marketing turistico sono importanti, fondamentali. Se le prenotazioni stentano a decollare, secondo il presidente degli albergatori Jesolani, è anche perché l'opzione pass vaccinale starebbe disincentivando la scelta italiana. E dopodiché, secondo me, è importante comunicare che noi siamo aperti, perché purtroppo tanti turisti questo non lo sanno, non l'hanno ancora capito e pensano che l'Italia sia ancora chiusa. Sarà un'estate a prenotazione, lo conferma l'assessore Caner che ricorda i dati positivi dello scorso anno. Conferma che sostanzialmente sarà un'estate fotocopia di quella passata con le stesse regole. Un anno fa l'occupazione delle camere nelle località marittime si è stabilizzata intorno all'85%. La regione intanto sta spingendo per la campagna vaccinale sugli operatori turistici, spesso giovanissimi assunti con contratti stagionali. Noi ci stiamo già attivando con le ASL di competenza e stiamo già fornendo loro i numeri degli addetti al comparto turistico, proprio perché vorremmo cominciare con una vaccinazione di massa anche per tutti gli operatori, non solo del mondo alberghiero ma anche extra alberghiero, proprio per garantire vacanze in sicurezza.